Se muovono fatte, sì, muovono fatte. Ma come lo fa? Vengono così, un saluto. Più grande, studia lingua, come papà, come è bene. Ogni tanto per un carizzo. Ma sentite, quella da fornire fa morire, questa è una pensione, qua c'è gente che riposa. No, muy mal. Ho capito, sfogategli pure, ma fatelo a bassa voce. La seconda studia pianoforte. Meno male che non il suo nuovo violino. La terza te non ci capisci. Sì, non ci capisci. E si sente tutta questa musica moderna, come si dice? Ah già, la musica rock. Come c'è capo due? E Chanel. Pianterei, siete arrivato? Scusate un colpo di sonno. E Chanel arriva a me creatura. I picciolini che giocano tutto il giorno a fare gli indiani. Indiani. Ma insomma, ma voglio fornire ma sta morire! Ma no, avete visto? Avete visto? E voi state sentendo solo ma figuratevi una giornata sana. Fino a quando mia moglie non si saluta con la signorina della televisione. Ma così. E scende la dolce e silenziosa notte piena di stelle. Ah, e finalmente vi ha da cuccare. Sì, ma cuccare, No. Nipotino, a te battita, nipotino. C'è stato pure i nipotini, c'è stato. La quarta figlia si è sposata e sta a casa con me. Fate che. Tanti auguri. Grazie. Figuratevi. E dove? Ha partorito da 5 mesi. Figuratevi. La voce di un bambino che piange nella notte. Accerissimo mamma e figlio, tutte e tre bananze. Ma mamma e figlio non sono due. Due gemelli a cravatta, perfettamente sincronizzati. Finisce i cani rubo e ha cominciato. Ma sono bellini. Ma allora siete pazzo! E allora così va a finire, come mazzo son chicca! Ma perché siete esaurito? Ve l'ho detto, ve l'ho appena detto, non me l'avessi detto, ma ve l'ho detto! Da stanza, ero buco, oggi fatto apposta filone in ufficio. Quando mi faccio 6-7 ore suono, bella, saporita, chiatte chiatte. Immagina! Sì, signore! Poi scende e vado a fare un'uttata a casa mia. Oh, cosa mi dice? Oh, cosa mi dice?